Buonasera e benvenuti a Sette Sere. Inizia oggi una nuova stagione, ci vedremo tutti i giorni qui nel nostro salotto con tantissimi ospiti per affrontare molti temi. Parleremo veramente di tanto, cronaca, attualità, ma anche curiosità e tutte le nuove sfide del Made in Italy. Allora oggi per iniziare parliamo di qualcosa di molto importante, parliamo dei diritti, di quelli fondamentali, di quelli inviolabili che sancisce la nostra Costituzione ma che forse ancora oggi non ci sono così tanto riconosciuti. Cercheremo di riflettere su questo insieme a Rosaria Iardino, responsabile del Forum dei diritti del PD di Milano. Salve. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Allora, questo è un argomento veramente difficilissimo e importante perché parlare di diritti dovrebbe essere scontato, visto che già al secondo articolo della nostra Costituzione si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In verità sta succedendo di tutto. Vuoi un anno per la crisi, vuoi un anno per un altro problema, c'è l'Europa che ci chiede di stringere, di mandare avanti, insomma ce n'è sempre una. Qua di diritti ancora nel 2012 se ne deve parlare, si deve lottare ancora qui in Italia per averli? Ma diciamo che noi siamo al quinto anno di crisi economica, sono già passati 5 anni e in questi 5 anni, in questo quinquennio, siamo stati chiamati ad assolvere a dei doveri. Che mi sembra tutti noi in Europa e in Italia abbiamo fatto. Il problema è che nel chiederci doveri si è sempre abbassata di più l'asticella dei diritti. I 3 diritti fondamentali per me non negoziabili è il diritto a stare in salute. Noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei più invidiati all'estero. Il diritto all'istruzione. Abbiamo il diritto di mandare a scuola i nostri ragazzi per avere delle persone che un domani porteranno avanti la nostra società con cultura. E abbiamo il diritto al lavoro. Allora, su questi 3 temi, veramente secondo me non negoziabili, l'Italia deve riprendere, diciamo, come priorità questi 3 temi. L'Italia tutta, ora non parliamo solo del Partito Democratico, o di altre forze politiche. Ma ecco, credo che oggi non facciamo un discorso prettamente politico, ma parliamo veramente della nostra società, di noi che abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Beh, infatti io tra l'altro ho avuto questo incarico, ma vengo dalla società civile, sono 25 anni che mi occupo di diritti e mi è stato chiesto, forse in maniera anche provocatoria ma stimolante, di occuparmi di questo tema. Se noi pensiamo che nel nostro paese abbiamo quasi 10 milioni di persone, ne parlavamo prima, che gli viene negato il diritto ad essere curati bene, perché il punto è non è la gratuità della degenza in ospedale. Noi dobbiamo garantire ai giovani, ai cinquantenni, alle persone anziane di poter non ammalarsi. Quindi il concetto di prevenzione viene visto come un costo, invece per me è un investimento. Certo. E poi abbiamo le altre persone che purtroppo, io lo devo dire con la mano in cuore, a volte vanno a spendere tutti i risparmi che hanno per andare nel privato, perché nel pubblico le liste di attesa sono lunghe, nel pubblico c'è carenza di operatori sanitari. Io dico solo che se noi l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce un paese civile in base alla salute dei propri cittadini. E questo noi purtroppo lo stiamo perdendo. C'è appena stato un taglio di 1 miliardo di euro in sanità. Io dico, perché continuiamo a tagliare sulla sanità? Esatto, è quello che dovrebbe Perché non tagliamo quei F-52 che ci costano quasi 14 miliardi di euro di caccia, dove noi non siamo un popolo belligerante? Quindi, allora, perché contrapporre le armi alla salute? Questo è uno di quelle battaglie che stiamo portando avanti anche con senatori della Repubblica, ma dove, lo dico, questo governo tecnico proprio non è che ci ascolti. No, esatto, anzi è passata addirittura una legge, il decreto Balduzzi poi è diventato legge, aumenta addirittura il costo dei farmaci perché sono sempre di più quelli che non sono nella fascia dei farmaci rimborsabili, un taglio da 1 miliardo di euro, insomma riuscire a sopravvivere bene sta diventando
sempre più difficile. Questo veramente non si può immaginare, che, anche se pensiamo ai giovani che già hanno tante difficoltà, vogliono crearsi una famiglia, vogliono avere dei figli, come si fa a mettere al mondo un nuovo bimbo, una nuova vita, pensando che non avrà neanche la prospettiva di avere uno Stato che gli garantisce di stare bene? Ma ecco, guarda, poi difficile. la maggior parte dei consumatori di farmaci sono le donne. E anche qui, diciamoci che non è possibile andare a tagliare sempre quella spesa, mi vengono in mente le aziende farmaceutiche, no, tu vai sempre a ridurre o aumentare il costo di farmaci, magari salvavita. Allora, non è possibile. In sanità ci sono tantissimi sprechi. Sì. Io lavoro anche in sanità e potrei fare un elenco. Perché non partiamo mai dalla riduzione degli sprechi? Ecco, Ma questo carichiamo essere... sempre sulla gente il costo della nostra incapacità a governare la sanità. Esatto, noi speriamo che adesso con le novità in arrivo, insomma, ci possa essere una ristrutturazione di questo, un taglio agli sprechi per riuscire a spendere meno noi e stare meglio. Altro diritto fondamentale, inviolabile, è quello all'istruzione. Anche questo dovrebbe essere ovvio, perché ancora non è così? Non è così perché tantissime scuole fanno delle cose atroci con dei ragazzini che sono lì semplicemente per studiare, non hanno la possibilità di studiare bene, è il loro lavoro, perché non glielo lasciamo fare? Io prima di venire qua in trasmissione da te, che ti ringrazio, sono stata contattata dagli studenti del Gramsci di Milano. Sembrerebbe, uso il condizionale, anche se mentre loro mi chiamavano poi ho verificato ed è vero, che questo è l'ultimo anno che loro potranno trascorrere nella loro scuola al Gramsci, l'unica a Milano con indirizzo sportivo, perché la provincia di Milano non ha ricontrattato il contratto di affitto, quindi saranno accorpati in un'altra scuola, vuol dire sradicare tutti quei ragazzi dalla loro zona di abitazione, eliminare l'indirizzo sportivo, perché quell'altra scuola non ha né palestre né piscine né altro, perché la provincia non ha pensato di rinegoziare il contratto. Questi ragazzi sono demoralizzati, non sono arrabbiati. Cioè, a me mi hanno chiamato e loro hanno detto: noi ti chiediamo una mano, però sappiamo che perderemo. E questa è la cosa che mi ha molto rattristato. Perché già anche nei giovani c'è questa idea che non ce la si farà contro il sistema, è qualcosa da sradicare, perché bisogna anche pensare che il diritto allo studio è un qualcosa di talmente fondamentale che può veramente migliorare la vita delle persone, ma delle famiglie e quindi poi della società. Pochi anni di studio in più migliorano del 20% la possibilità di trovare un lavoro, di potersi poi quindi mantenere qualcosa di fondamentale. Ci troviamo davanti a scuole che chiudono perché non riescono ad avere i fondi, a altri ragazzi che non possono avere l'aiuto, si tagliano i fondi per il trasporto, per i buoni libri. E poi un'altra cosa terrificante che è successa in un liceo a Gorizia è che è stata tagliata la comunicazione facilitata per i ragazzi Down, per i ragazzi disabili. Allora anche questi ragazzi hanno la possibilità, la volontà di studiare, devono poterlo fare anche loro. Ecco, questo bisogna rivederlo. Faccio una battuta facile, no? Prego. Quando in Regione Lazio Fiorito si è rubato tutti quei soldi, i costi della politica sono saliti, quasi cifre allucinanti. I milioni di euro spesi per la politica che sono aumentati per i partiti sono proporzionalmente inversi alla riduzione dei milioni che erano accantonati per la disabilità, per cui 300 in più per i partiti, 0 per la disabilità. Tenete conto che il diritto di un bambino diversamente abile nasceva dall'esigenza di integrarlo, tu vai nella scuola dove vanno tutti, con un insegnante di supporto, perché l'obiettivo non è solo quello di aiutarti in una tua crescita culturale, l'obiettivo anche è di farti accettare, quindi di creare quella cultura della diversità che non sia escludente. Certo, siamo una società fatta di tanti individui diversi, per cui ognuno deve essere accettato. Gli serve una facilitazione, dobbiamo dargliela, non si può toglierla. Ma io credo che sia il nostro dovere ed è un diritto di quella famiglia a pretendere che il bambino con sindrome di Down, il bambino con altre forme di sindromi, sia aiutato per viversi un'adolescenza, una preadolescenza più normale possibile. Felice. L'altra è la questione dei ragazzi che lavorano. Ecco, questa è una questione
terribile, perché guardiamo i ragazzi che lavorano che ormai non hanno neanche più il diritto di sperare di trovare un lavoro. Vorrei citare quello che ha detto il nostro ministro Fornero al Wall Street Journal. Ha detto che il lavoro non è un diritto, deve essere guadagnato anche attraverso il sacrificio. Poi si è corretta e parlava del posto fisso. Adesso, posto fisso o non posto fisso, il lavoro è un diritto, lo dice la nostra Costituzione. Io dico, perché noi dobbiamo ringraziare la Fornero per la correzione? Cioè, la Fornero vive in un mondo che non è quello reale, perché è una professoressa dell'università, perché lei del posto fisso comunque ce l'ha. Ora, certo. E perché un ragazzo si deve sentire uno sciocco se vuole una tranquillità economica? Perché dobbiamo creare il concetto che essere precari è più figo? Non è così. Per niente. Cioè, non è così. Poi va di per sé che noi non dobbiamo impigrirci sul posto statale. Certo, Però certo. senza la macchina statale noi tante cose non riusciremo a farle. Ed ogni in qual modo, se da una parte la Fornero vuole dare uno stimolo ai giovani per una creatività lavorativa, questo non vuol dire che tu dall'altra parte mi togli tutti i diritti tali per cui l'imprenditore mi può usare, sfruttare, e poi nel momento in cui io non servo più per quello scopo mi può esondare e lasciare in mezzo a una strada senza un minimo di tutela. Però di questo è anche un po' responsabilità del sindacato, va detto. Io vorrei dirti, Rosaria, i dati, vorrei dire al nostro pubblico i dati perché sono allarmanti. A volte i discorsi sì, ovviamente sono comprensibili, dicono tanto, ma i dati fanno paura perché dall'inizio del 2012 il tasso di disoccupazione è aumentato del 10,8%, per cui di 2 punti rispetto ad agosto e di 0,2 punti rispetto ad agosto e di 2 punti interi nei 12 mesi. È tantissimo. Gli uomini sono al 29%, le donne al 20% e i ragazzi giovani, quelli che abbiamo citato, tra i 15 e i 24 anni, al 35%. Non è possibile, sono quelli che porteranno avanti il nostro paese, sono lì senza lavoro. Benissimo che possano dover riciclarsi di anno in anno, provare cose nuove, va bene, però devono poterlo fare, almeno iniziare, non possono fare stage infiniti mai retribuiti, insomma queste cose non è possibile che paghino per studiare e poi non possano nemmeno mai fare quello per cui hanno studiato. Quindi 30 secondi finali prima di continuare a approfondire queste tematiche, guardando però anche all'estero. Cosa ci resta da fare? Nel senso, la proposta qual è? Ovviamente tagliare gli sprechi sempre e poi a chi ci dobbiamo affidare? Guarda, io però vorrei ricordare una categoria di italiani che non viene mai citata, che sono i milioni di italiani a partita IVA, che con la legge Fornero non potranno più essere in partita IVA, ma dovranno avere un contratto. Di questi milioni di italiani non parla nessuno. Esatto. E sono italiani che dovranno o trovarsi un posto con un contratto o non potranno più avere una o due collaborazioni. Di questa gente nessuno parla, come degli esodati. Che fine hanno fatto? Quanti sono protetti? Quanta gente va all'Opera di San Francesco a mangiare perché lo Stato gli ha detto tu esci, ti do lo scivolo, poi ti mando in pensione, gli ha allungato di 2 anni la pensione. Di questa gente perché noi tutti dei partiti non ce ne occupiamo più. Esatto, e poi questa gente è quella che si suicida perché non riesce ad arrivare a fine mese, perché non ha più la faccia per guardare i propri figli, insomma è una disperazione. Quello che possiamo fare da qua è iniziare a parlarne, per cui Rosaria io ti inviterò prima che il partito non mi cacci fuori, io continuerò a parlarne con la chiarezza perché la gente ha anche molta confusione. Esatto, prima di tutto cercare di chiarire le idee per cercare di spianare le strade, insomma da qui tu hai tutta la voce che vuoi. Allora Rosaria, stai con noi continueremo a parlare di diritti subito dopo la pubblicità, per cui restate qui.